Adesso ci sono tutta una serie di correttivi alla legge che vanno nella direzione richiesta dagli inquilini, per cui siamo venuti a portare buone notizie oggi, nel senso che verrà portato il limite a 35.000 euro di ISEE per la permanenza, l'IVA verrà ricondotta all'interno del canone e quindi ci sarà sostanzialmente una riduzione di un 10% anche su tutti i canoni che in questi mesi sono stati corrisposti. Ci saranno anche tutta una serie di tutele e protezioni per i disabili e anche per gli anziani, che sono categorie deboli che vogliamo tutelare e vogliamo che possano vivere serenamente i prossimi anni. Il presidente di Ater, Raffaele Speranzon, ha voluto incontrare gli oltre 200 condomini degli alloggi di via Triestina 68 a Favaro Veneto e gli assegnatari delle zone vicine come i residenti di via Monteprabello per spiegare meglio la riforma e le ultime modifiche. Ma non solo. Siamo venuti anche a illustrare il progetto per la ristrutturazione importante di uno dei 4 edifici di cui si compone, l'edificio peraltro più grande di cui si compone questo quartiere. Partiamo con uno perché era stato oggetto del distacco di parte del cappotto in occasione di un evento meteorologico importante di qualche mese fa, e per questo abbiamo ottenuto un importante finanziamento dalla Regione attraverso un bando. Sono 4 edifici. Il primo intervento riguarda 80 alloggi, è arrivata la promessa che verrà risistemato quantomeno un edificio, ma ovviamente noi chiediamo che vengano sistemati tutti gli edifici che riguardano questa zona, perché tutti i cittadini hanno diritto di vivere bene all'interno del proprio appartamento, della propria abitazione. Quindi riteniamo che sia importante sì intervenire su un edificio, ma è importante intervenire anche sugli altri edifici. I lavori hanno già preso il via con la rimozione del vecchio cappotto alla parete est, che sarà sostituito con quello nuovo per l'isolamento termico.